Buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle mie Sibille. Oggi è l'appuntamento del venerdì, le 21:30 sul mio canale YouTube. Vi ricordo che gli appuntamenti settimanali iniziano lunedì sera, sempre alle 21:30 sul mio canale YouTube, quello dove vi trovate in questo momento. Il mercoledì trasmetto come ospite sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 21. Dunque mi cercherete sul canale YouTube del Marietto Veneziano, se non lo conoscete cercatelo proprio così, si chiama Marietto Veneziano, e iscrivetevi al suo canale così che potrete commentare e fare domande in diretta. E poi chiudiamo sempre il venerdì come quest'oggi. Oggi dunque alla fine della diretta con le Sibille mi occuperò tra l'altro dei riequilibri energetici. Dunque tutti gli amici che si sono affidati a me ormai lo sanno che il venerdì sera eseguo i protocolli di riequilibrio e di riallineamento. Sono protocolli interessanti se avete blocchi, se avete situazioni difficili che si sono un po' complicate o sentite che le cose non vanno come dovrebbero, che c'è proprio qualche interferenza a livello vibrazionale, ecco, allora avete bisogno di questi riequilibri e magari non lo sapete. Si tratta comunque di un protocollo di pulizia che va a rimuovere tutto ciò che è negativo veramente su molti livelli sul nostro corpo eterico, i corpi sottili e nell'astrale intorno a noi, dove si fissano e si proiettano certe convinzioni che ci portiamo dentro. Dunque si lavora anche su quello. Bene, sappiate che comunque è considerato come una doccia, un bagno che si fa al corpo fisico, noi lo andiamo a fare sul corpo energetico. Pensate se l'avete mai fatto? No, ma è una vita che probabilmente, a parte chi si affida a me e sa che cosa vuol dire nel tempo questo tipo di trattamento, sappiate che appunto così come abbiamo bisogno di pulire il corpo fisico, anche i corpi sottili richiedono questo genere di trattamenti. Ogni tanto pensateci. Bene, detto questo, vi ricordo tra l'altro che siamo su Facebook in 2 o 3 gruppi, anche qualcuno in più, però ci sono 2 gruppi in particolare che seguiamo personalmente, dunque sia il Marietto, quando dico seguiamo, quando parlo al plurale, io intendo sempre il Marietto Veneziano e la sottoscritta, dunque siamo operativi anche nei gruppi I Casti Sacerdotali, che è il primo, e radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Ovviamente i 2 gruppi nascono per intenti e per argomenti diversi. I Casti Sacerdotali è nato per essere più indirizzato verso gli argomenti di Cabala e dell'ermetismo cabalistico, mentre radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo ovviamente si occupa, guardate un po', di radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Bene, che sorpresa. Allora, inoltre sono anni che il Marietto ha messo online il sito ilcapitano.intervista.org. Su questo sito tutti gli appassionati di radionica sicuramente avranno approfittato per scaricarsi gratuitamente le dispense che ha generosamente donato il Marietto. Dunque, se non sapete cos'è la radionica, andate a cercare sul mio canale YouTube la playlist dedicata alla radionica e alla radiestesia, cercatelo anche sul canale YouTube del Marietto Veneziano e capirete come le onde di forma possono dare una mano alla vostra vita. E di sicuro www.ilcapitano.intervista.org diventerà il vostro sito preferito. Bene, detto questo direi di cominciare i saluti. Tra l'altro nel sito c'è anche una sezione shop dove troverete tutti i servizi a pagamento, oltre che, come ho già detto, un sacco di materiale gratuito, i servizi a pagamento offerti dal Marietto Veneziano e dalla sottoscritta, così che vedrete le possibilità o il tipo di lavoro che possiamo fare per voi. Bene. Allora, cominciamo con i saluti. Buonasera Gaia, buonasera Vale Cat, buonasera Marietto, che dall'altra stanza fa la regia,
Buonasera Raziel, buonasera Simona, buonasera Viola, buonasera Chiara, buonasera Gaia, buonasera Antonio, buonasera Maria, Maria Desiree, buonasera Pierluca, buonasera Maria, buonasera Elisa, buonasera Daniela, buonasera Nella, buonasera Federica, buonasera Assunta e abbiamo anche Axel che vabbè, ciao, sono Ida, buonasera Ida. Benissimo, io direi di cominciare, sapete che vado in ordine di arrivo e io ovviamente seguo l'ordine di arrivo che mi viene proposto dalla chat dal vivo di YouTube, dunque a parte rari casi non ho mai saltato nessuno, piuttosto è possibile che appaiano in una sequenza diversa, magari a voi, ma non è responsabilità mia, è YouTube che ovviamente in base agli aggiornamenti che fa propone. Io seguirò l'elenco così come, tra l'altro attraverso i saluti avete anche già capito qual è più o meno l'ordine. È chiaro che non ho salutato 2 volte la stessa persona, anche se all'inizio ho salutato e poi ho scritto la domanda, comunque io seguirò quest'ordine. Direi di cominciare subito con la prima domanda che è di Gaia. Ah, ecco, brava, Gaia già conosce evidentemente quello che io chiedo per le domande, ma lo dico per i nuovi, così che si organizzino e riescano, non credo a modificare le domande dove non ci fossero le cose che richiedo, ma quantomeno a formularla nel modo corretto la prossima volta o al più presto possibile. Io chiedo sempre il vostro nome e la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro e se la domanda riguarda un'altra persona, il nome e la data di nascita dell'altra persona. Una cosa che non amo molto fare, perché non lo trovo corretto, se fate dei lavori da altre persone non venitemi a chiedere di controllare questi lavori, quantomeno non, cioè io li faccio questi lavori, li fate da un'altra parte, voi chiedete a me di controllare se quella persona l'ha fatti bene, non mi sembra giusto, dunque a queste cose non rispondo. E ovviamente per questioni di salute anche qui preferisco sorvolare. Questo ha il sapore di una diretta spensierata, comunque vi darò delle risposte e vi ricordo che sono disponibile per consulti privati a pagamento dove non faccio questioni sulle domande che mi ponete o il numero delle domande che mi ponete. L'importante è che stiamo nei 45 minuti del consulto e il prezzo di un consulto è 20 euro. Se desiderate un consulto con me 347 8702 622. Allora, Gaia, torniamo assieme. Ivan 9 ottobre 78 e Gaia 9 marzo 87. Vediamo un po' se c'è un ritorno tra Gaia e Ivan. Troppo. Allora, qualcosa sta cambiando, sembra che lui stia cambiando atteggiamento, vediamo un pochino. Allora, cara Gaia, diciamo che sicuramente ti sei fatta distinguere, nonostante la differenza d'età hai dimostrato delle qualità che lui ha saputo apprezzare, però devo dire anche che nella linea del passato continua ad aleggiare la figura di una ex. Dunque non so in che termini e non so che tipo di ex, se magari lui era stato precedentemente sposato o prima di te ha avuto un'altra relazione, però sembra che questa persona si sia fatta nuovamente avanti. Io in questo momento non lo vedo riavvicinarsi a te, non vi vedo ricongiungervi, anche perché sembra proprio che, vedi,
comunque ci sia una donna del passato che gli dà il tormento ed è per questo il motivo per cui si è allontanato. Allora, nel prossimo periodo è possibile che lui si riavvicini in qualche modo, perché comunque la carta della stanza è una carta di incontri, soprattutto di natura fisica. Il problema è che spero non sia soltanto un interesse di quel tipo nei tuoi confronti, però potrebbe anche invece indicare, e questa è una seconda possibilità che non escluderei, anche perché non conosco la situazione, dunque la domanda chiede solo se tornate insieme, non ci sono altri dettagli. Dunque o qui c'è una ripartenza con te e dunque questo incontro avverrà con te, porterà di nuovo un nuovo inizio e un'ufficializzazione, oppure invece questo allontanamento a causa di questa donna lo porterà a ricongiungersi o comunque ad avere un nuovo inizio ufficiale di nuovo con quest'altra donna. Diciamo che a vedersi in ogni caso sembra che comunque per un certo tipo di interesse potrebbe tornare da te. Quello che posso dirti, poi lo vediamo nell'esito, è che qualcosa ti verrà comunicato, c'è l'arrivo di notizie che cambierà un po' le cose e potrebbe anche portare a pensare, a cercare delle soluzioni o progettare per il futuro. Dunque ci sono degli sviluppi, non è proprio un chiaro ricongiungimento, c'è una carta specifica che lo dice, però potrebbe partire da capo in modalità diversa, ma non adesso, perché adesso al momento abbiamo una situazione che anche nell'esito vedi che è bloccata e c'è anche il nemico, dunque però potrebbe tornare comunque a corteggiarti ancora. Attenta però, perché se lo fa per calcolo, perché ci ha trovato un vantaggio. Allora, andiamo avanti e rispondo a Vale. Buonasera, Domenico, 26 marzo 86. Riuscirà a trovare un nuovo lavoro? Allora, vediamo se Domenico riuscirà a trovare un nuovo lavoro. Grazie, Sibille. Cavoli, tempi difficili, è molto preoccupato e poi probabilmente è un po' abbattuto per come deve aver perso il lavoro precedente. Deve essere stato un colpo un po' duro per lui. Vediamo un po' comunque. Allora, ti dico già di sì, lo trova e non ci vorrà neanche molto. Quello che dicono le sibille, cominciando dalla linea che parla del passato, dunque la prima linea in alto, che spiega un po' alcune situazioni. Dunque, qui omaggio di preziosi, vecchia signora, potrebbe voler dire alcune cose, vale a dire che lui ha portato avanti comunque un lavoro per lungo tempo, vedi che era comunque un lavoro probabilmente, non so se a tempo indeterminato, ma comunque stabile, solo che qualcuno deve essere subentrato creandogli una difficoltà o prendendogli il posto. Diciamo che dà delle indicazioni di un certo tipo. Potrebbe anche indicare l'omaggio di preziosi non è sempre una carta positiva, a volte parla di quello che si trascura, dunque magari anche questo, forse ha sottostimato qualcosa, qualche rischio. E in ogni caso, però, la linea del presente ci dà nuovi spiragli, perché come vedi si sta aprendo un periodo molto fortunato per lui e probabilmente in uno di questi momenti farà un incontro importante oppure un colloquio, un incontro lavorativo che produrrà un buon esito e non lo vedo tanto in là perché questa è la linea che descrive i tempi attuali, dunque
diciamo nell'arco dei prossimi giorni o nel prossimo mesetto, cioè mi sembra che si crei una situazione piuttosto interessante. Addirittura potrebbero richiamarlo nello stesso posto, perché questa è la carta dei ritorni. Nel prossimo periodo però qualcosa o qualche, situazione, legata al contesto lavorativo potrebbe subire dei ritardi. Da una parte potrebbero essere dei ritardi a causa di il ritardo di una conoscenza nel dare una mano, oppure potrebbe dire che a causa di questioni lavorative ci sarà un allontanamento. Dunque o, la persona questo Domenico è costretto ad allontanarsi suo malgrado, questo potrebbe avere un sapore non positivo per questioni lavorative, oppure una conoscenza proprio a causa di questioni lavorative potrebbe allontanarsi. In ogni caso non è un problema, nel senso che la priorità sarà mettere a posto la situazione lavorativa e vedo, come ti ho detto, che non ci vorrà molto. Come chiude la stesa? Leggerezza, amore, amatrice. Dunque, io sono dell'idea che la possibilità che lui faccia un lavoro che ama, non sia dietro l'angolo. La carta della leggerezza spesso parla di situazioni lontane o in altre regioni o in comuni distanti da quello di nascita. In ogni caso deve essere un lavoro che non solo ama e dunque c'è una passione nel farlo, ma anche un lavoro che probabilmente ha già fatto, qualcosa che già amava fare nel passato, a meno che non voglia dire che questo lavoro che lo porterà lontano gli farà incontrare anche qualcuno importante. Allora, donna maritata, casa, sacerdote, viaggio. Sicuramente qui si tratta anche di prendere una decisione per la situazione della famiglia, dunque non so se lui sia sposato o debba prendersi cura della famiglia. In ogni caso la decisione verrà presa appunto in famiglia e verrà scelto di fare la cosa giusta. E dunque io lo vedo che comunque si allontana o parte, c'è questo viaggio da compiere e se non è un viaggio fisico che lo porta a raggiungere un luogo di lavoro non proprio vicino, potrebbe indicare che comunque c'è un cambiamento di sorta e che questo cambiamento viene imposto in qualche modo dal buon senso. Andiamo avanti. Allora, la prossima domanda è di Simona. 4 agosto 79, ti chiedo se mi lascerò con Michele, 18 febbraio 76. Allora, 79-76, se vedi che arriverà per me un nuovo amore che mi porti via. Sei stanca, quando le donne usano la frase chiave, il principe che la porta via, l'amore che la porta via, vuol dire che non hanno le forze di andarsene da sole. Vediamo un po'. Speriamo, vediamo cosa dicono le sibille. Allora, 4 agosto 79. Vediamo come procede con Michele, 18 febbraio 76, anche perché dobbiamo necessariamente articolare bene una sola domanda. Qui sarebbero due, se ti lasci con Michele, se arriva un nuovo amore. Vediamo invece come si sviluppa la situazione tra te e Michele e vediamo un po' cosa ci dicono le sibille. Allora, 4 agosto 79 Simona, Michele 18 febbraio 76, come procede tra loro? Beh, siete un po' confusi, si direbbe, dal taglio sul cosa fare, se stare insieme, se riprovarci oppure no. Vediamo un po'. Ma io penso proprio che arriverà un altro. In ogni caso, nell'esito compare l'arrivo di un'altra persona. In genere quando c'è il ladro è perché c'è comunque
una relazione in corso, altrimenti nessuno può inserirsi così se c'è già lo spazio vuoto e comparire come un ladro. Dunque qualcuno che si insinua e che ovviamente porterà dei cambiamenti. Adesso vediamo comunque di interpretarle a partire dall'inizio. Dunque, la prima linea parla di una situazione che ha generato un po' di freddezza nel rapporto, un rapporto che comunque è nato anche un po' con, cioè, sì, c'era il sentimento, perché comunque quando c'è il cane, la lealtà, la fedeltà è sempre comunque la conferma che c'è un sentimento, però è un sentimento anche che nasce da valutazioni un po' pragmatiche, ecco, un po' fredde si possono sembrare, come se ci fosse molta testa in questa situazione, ma avete anche costruito molto, dunque c'è un aspetto forse anche legale nella cosa, cioè ci sono dei vincoli di un certo tipo. Ora non so come mai dicano proprio questo, però comunque c'è questo qualcosa. Ora qui fedeltà amatrice. Spero che si rivolga a te e che non sia una donna del passato, ma non qualcuno con cui non necessariamente qualcuno con cui è stato. Potrebbe anche dire che comunque nel passato sei stata amata da questa persona. Ora, diciamo che ancora, consonante sorpresa, qua c'è la vecchia signora, allegrezza al cuore, donna di servizio, dunque diciamo che non è ancora un momento dove si evince una chiusura di qualche tipo, piuttosto sembra, che, qualche buona soddisfazione possa ancora provenirti da questo legame. Le cose sono più di una però. Chiaramente non ho modo di avere un riscontro con te, cosa che probabilmente al telefono avremmo, ma io ti dico più o meno le cose che vedo e cerca di capire a cosa si riferiscono queste carte. Dunque, Simona, qui o c'è un aiuto anche economico da parte di una madre, una figura materna, comunque una figura di riferimento importante e che dunque in qualche modo dà una mano a far sì che questa situazione ingrani un po' di più e di nuovo torni più attiva. Oppure qui può indicare comunque una situazione che descrive un qualche corteggiamento che va avanti da un po', forse con una collega lavorativa. Allora, qui sai, è un po' così, io nel dubbio di tralasciare una possibile interpretazione preferisco comunque darla, ma non metto la mano sul fuoco perché non conosco la vostra situazione. Però ti posso dire che nel prossimo periodo ti arriverà una qualche notizia proprio brutta. Okay, dunque secondo me è possibile o che magari vieni a scoprire qualcosa, oppure, quando non te lo aspetti ti arriva un qualcosa che insomma porta una rottura. Allora non è nell'immediato, okay, dunque o questa rottura o questa cosa, cioè non è detto che sia per forza lui che sta corteggiando un'altra persona, magari sei tu che hai intorno a te già qualcuno e comunque questa cosa è possibile che venga fuori nel prossimo periodo portando grosse problematiche. Oppure ancora, semplicemente sarà comunque una notizia che riguarderà la coppia e che porterà delle discussioni, dei litigi. Comunque vedi che la stesa continua positivamente in ogni caso, ma potrebbe essere positiva nel senso che tu, puoi incontrare qualcuno con cui flirtare un po', oppure questi incontri e questi flirt possono essere causa di senso di trascuratezza o che entrambi siete talmente presi dal, ehm, come dire, flirtare in giro che
dunque vi trascurerete a vicenda. Insomma, non è proprio una bellissima situazione. Mi rendo conto che, da quello che ho visto senti un allontanamento, una freddezza già a partire da un po' di tempo, insomma. Come vedi comunque io l'ho visto che si insinua qualcuno nella relazione, l'ho già detto all'apertura perché, girando le carte è stato impossibile non vederlo. Come vedi c'è qualcuno che si insinua che cambierà tutto e che probabilmente porterà a sognare nuovi inizi. Vediamo comunque, mi farai sapere. Andiamo avanti. E c'è Luisa. Allora, Luisa, 27 aprile 78, Luigi, 4 giugno 67. Mi darà ancora problemi economici? Ex marito. Siamo separati, ma ancora molto rancore nei miei confronti. Ok, va bene, vediamo un po'. Vediamo un po' come sarà la situazione economica, cioè la tua situazione economica in rapporto con la presenza, la figura di Luigi. Vediamo un po'. Vediamo cosa dicono le sibille, grazie. Forse cambierà solo forma di infastidirti o di colpirti, vediamo però, oppure è la fine di quelle problematiche. Allora, vediamo, non si vedono bene, ecco qua. Allora, la prima linea in effetti, vedi, riunione e dispiacere. Probabilmente prima di arrivare alla conclusione e di decidere di mandare la letterina, ci avevate già provato e riprovato una seconda volta. In ogni caso, è probabile anche che la maggior parte delle problematiche siano arrivate tramite delle comunicazioni, come se lui si sia avvalso magari dell'aiuto o del contributo di qualcuno che scrive per lui e che manda lettere. Ci sono comunque, ancora degli aspetti insidiosi, però sono aspetti insidiosi e ambigui, perché entrambe le carte possono parlare di cose positive e cose negative. Hanno un margine, così insidioso, scivoloso, non sempre chiaro, perché qua vediamo che comunque ci sono delle occasioni che stanno arrivando, occasioni da un punto di vista economico, perché queste sono le novità, quelle cose improvvise e inaspettate, ovviamente piacevoli vista la qualità della carta e che pare che portino delle opportunità, delle occasioni, ma tra queste occasioni ci può essere qualche fregatura. Dunque devi stare molto attenta perché sembra che qualcosa comunque non sia del tutto chiaro, o che c'è qualche falsa promessa, o che c'è qualche falsa lusinga. Qualcosa che comunque proviene da lui non è del tutto autentico, stai attenta. Non è un grande pericolo, okay, quello che vedo qua. Però lo stesso, per orgoglio, spirito proprio di sfida, potrebbe ancora, ma siamo nella linea del presente. Quello che vedo qui nel prossimo periodo è comunque un cambiamento un po' più positivo, cioè non è che c'è un vero cambiamento, una carta di cambiamento, ma sembra che debbano arrivare, così o degli incontri con delle persone che potranno darti dei sostegni, degli aiuti, aprire strade inaspettate e comunque positive per te, o comunque situazioni che aprono spiragli
positivi per il futuro. Quello che, in ogni caso si vede qui è che lui non starà bene in futuro. Probabilmente, o queste cose che capiteranno a te, un pochettino lo rattristeranno, perché vedo che molte cose le fa proprio per orgoglio, le fa proprio perché, cioè ha una forma di piacere sottile nel vederti scivolare o in difficoltà, dunque le fa apposta, non è che le fa perché non può, le fa proprio apposta. Però in futuro quello che vedo sembra aprire delle nuove cose più positive. Dunque lui probabilmente sapendo che tu stai bene, comincerà a stare male lui e probabilmente a farlo stare male sarà una qualche notizia legata a un tuo, rapporto, qualcosa che riguarda te, forse da una prospettiva sentimentale o forse proprio per le opportunità positive che ti stanno per arrivare. In ogni caso, malinconia, vecchia signora, viaggio, gran consolazione, sono un esito, abbastanza discreto. Certo partiamo con qualche dispiacere, qualche amargura, qualche amarezza, possiamo dire così, però tutto sommato, tu sei una donna solida e forse hai anche un sostegno e un supporto forte e le cose cambieranno. Vedi che, viaggio e gran consolazione sembra proprio che, ehm, ci sia qualcosa di molto positivo ad attenderti. Potrebbe anche indicare che andrai a far visita a una persona, non so se magari vai a trovare, i tuoi genitori o qualcuno a cui tieni, oppure devi partire per una vacanza. In ogni caso c'è qualcosa di bello che corrisponde alle tue aspirazioni. Dunque, secondo me, le cose cambieranno in positivo per te in futuro. Devi però avere ancora un po' di pazienza perché al presente effettivamente lui ce l'ha ancora qui sul gozzo. Dunque vediamo un po'. Allora, vediamo un pochino. Allora, la prossima domanda è di Maria Desiree. Buonasera anche a te, cara. Allora, vorrei sapere se Fernando, 2 gennaio 71, torna presto da Maria Desiree, 20 agosto 86. Vediamo un po'. Vediamo se c'è il ritorno di Fernando. Allora. Vediamo un pochino. Fernando, vediamo se torna da Maria Desiree. Allora, beh, devo dire che non penso che torni da te. Partiamo però dalla prima linea. Falsità, speranza, allegrezza al cuore. Vedi che già qui dice che in fondo la situazione è nata un po' come un corteggiamento, un qualcosa di leggero, qualcosa lui sicuramente si è mostrato diverso da quello che era il suo vero intendimento, perché comunque c'è la carta della falsità, dunque ti ha corteggiato, ti ha lusingato, ma non era molto di più di un qualcosa di fisico, di un'attrazione. Poi l'ha saputa sicuramente camuffare, però quello che ti posso dire è che con nemico malinconia, insomma, lui,
ti nascondeva delle cose, cioè, degli aspetti riguardo il suo passato non erano chiari, lui probabilmente li ha tenuti per sé. Magari ti ha anche raccontato delle cose, però, ehm, non ti ha detto fino in fondo tutto. Posso dire che pensiero, amatrice, casa, morte, a me sembra più che lui stia cercando delle soluzioni per ritrovare intimità, per ricongiungersi con la sua famiglia. C'è una donna che è ancora nel suo cuore e che ovviamente per quanto riguarda te, ha portato e porta un cambiamento nel vostro rapporto. Poi vedi, vedovo, dottore, nemica. Non mi sembra che abbia intenzione di sistemare le cose con te, quanto piuttosto, con quest'altra persona. Cioè, ci son proprio dei rimpianti qui. E sembra che lui scelga quella ex, ma non so se ha dei figli, per i figli anche, okay? Dunque non lo vedo tornare da te, piuttosto da un'altra parte. Infatti vedi che c'è prigione, mercante, dispiacere, allegria. Dunque lui ha fatto un paio di conti, ha fatto un paio di valutazioni e questa situazione per lui è ferma, è bloccata così. Io in questo momento non lo vedo tornare da te, mi dispiace. Allora, andiamo avanti. Allora, abbiamo Elisa, 15 giugno 76, Ivan, 29 febbraio 72. Riusciremo a vivere insieme, invecchiare insieme, uniti nel rispetto e fiducia a vicenda? Riusciamo ad affrontare gli ostacoli? Che bella domanda. Allora, vediamo un po' se questo avverrà. Vediamo, certo, non è che con le sibille non è che si vada lontanissimo, loro rispondono parlando di quelle che sono i prossimi eventi, dunque rispondono per evento e non per tempo. Vediamo cosa succede per voi nel prossimo periodo. Allora, 15 giugno 76, dunque a giorni abbiamo un compleanno, e Ivan 29 febbraio 72, vediamo un po' come procede. Intanto vedo che si sono aggiunte altre persone, ridiamo con Jenny, Massimiliano, Perla, buonasera, buonasera, e poi Deborah, Cristina, Rosa, Lucia. Bene, bene. Allora, vediamo un pochino, torno alla domanda di Elisa. Vediamo se riescono a vivere insieme e come prosegue insomma la loro relazione. Ivan ed Elisa. Grazie Sibille. Ma ma. Allora, sembra annunciare comunque un qualcosa, vale a dire un qualcosa che nasce anche, forse per un senso di solitudine che spinge a un cambiamento. C'è un qualcosa comunque, vediamo un po', qualche rimpianto, vediamo di che si tratta e soprattutto la risposta delle sibille. Allora, diciamo che, per quello che posso capire e dedurre dalle carte, perché chiaramente lo dico sempre, a meno che io non vi conosca privatamente, per il tramite dei consulti, io non so praticamente niente di voi e dunque vi do le indicazioni che riesco a intuire dalle carte. Sappiate che hanno
tanto da dire in tante direzioni, dunque spesso non sempre si colgono tutti i significati, allora per questo io ne dico spesso più di uno. Allora, costanza e malinconia, beh, diciamo che, magari dopo un periodo molto difficile, che potrebbe essere, stato un periodo per entrambi molto difficile, comunque, è stato superato un qualche blocco, una qualche difficoltà, pur ma avendo ancora quel tocco di nostalgia e di tristezza. Diciamo che qualcosa magari non è andato come avreste voluto, oppure per tanto tempo vi siete trascinati una forma di infelicità, fino a quando, ecco, io vedo qui comunque un incontro bello, un flirt, qualcosa di positivo, mentre però vedi qua c'è il sacerdote, la superbia, dunque, ehm, probabilmente o vi siete conosciuti quando le vostre precedenti relazioni erano già agonizzanti, dunque in fondo, avete dato il colpo di grazia, no, spinti da questa forza che, vi è provenuta dal vostro incontro. Comunque ci sono delle situazioni, che interpreterei così, nel vostro passato. Dunque, un qualcosa comunque che, già ha avuto avvio, ma non facilissimo, oppure può anche essere che ci fossero più corteggiatori intorno a voi. In questo momento, ehm il coinvolgimento c'è, ma, c'è un desiderio di mantenere questa relazione un pelino un po' spensierata, ecco. Sì, ci sono delle aspettative di sicuro nei confronti di questa relazione e anche delle situazioni, mhmm, che danno delle conferme, però vedi che c'è un dispiacere, dunque ancora non è, nel suo massimo ingranaggio, è un po' come se, ehm, non so, o ha queste aspettative, queste speranze, non sono totalmente condivise, oppure è un periodo ancora così di assestamento e dove può arrivare qualche notizia ancora non tanto piacevole. Però nel prossimo periodo, vecchia signora, allegrezza al cuore, sospiri. Dunque, può indicare anche la possibilità che, compaia qui una figura. Allora, purtroppo la vecchia signora o è una situazione che si protrae a lungo nel tempo e che dunque, acquisisce il significato di duraturo, di solido, stabile. Indica anche un periodo finalmente più tranquillo, però siccome qua c'è una carta che sì, è la carta dei fidanzamenti, ma è anche la carta dei flirt e la vecchia signora può indicare anche una ex. Dunque può essere che o una donna un po' più grande della consultante, dunque può essere che qualcuna si avvicini un attimino alla situazione portando del tormento. Ma questo tormento sembra comunque non destinato a durare, perché c'è un qualcosa che, va a trovare un riscontro, una conferma. Oppure potrebbe anche voler dire che, questa ex che questa persona, questa donna che si fa di nuovo avanti, può portare un allontanamento fra voi. E lì vedi che siccome la carta del militare è un segreto, è un qualcosa che viene nascosto o che crea turbamenti, discussioni, atti di forza, cioè c'è un qualcosa qui che, ehm, magari viene nascosto e cioè che è possibile che, insomma, ci sia ancora del sospeso qua o che in futuro, qualcosa accadrà. Cioè c'è una fase di allontanamento, okay,
E poi dopo può voler dire o che lui si allontana per andare a confermare una situazione che ti nasconderà con questa persona, oppure che questo allontanamento poi alla fine porta, invece qualcosa di buono per voi e una determinazione di andarlo a concretizzare. Qui è da vedere, poi in futuro si vedrà. In ogni caso, pensiero donna maritata, amante viaggio, sembrerebbe che lui stia cioè che ci sia l'intenzione di progettare delle cose, tante cose da fare e forse ti arriva la proposta di un viaggio insieme. Va bene. Benissimo, io per questa sera concludo qua, anche perché mi aspettano le pulizie e i protocolli di riallineamento di cui ho parlato all'inizio. Vi ricordo l'appuntamento di lunedì alle 21:30 sempre sul mio canale YouTube. Vi ricordo tra l'altro che in privato potete contattarmi per consulti a pagamento, un consulto 20 € per 45 minuti, dunque se volete un approfondimento non tardate a prenotare il vostro appuntamento. Bene, vi auguro comunque di aver trascorso un momento di svago divertente o piacevole comunque in mia compagnia, spero di aver dato le risposte almeno nella sincerità di quello che ho visto e a tutte le persone a cui non sono riuscita a dare una risposta rinnovo l'invito per lunedì alle 21:30 qui sul mio canale YouTube. Buon fine settimana a tutti e a presto, un grande abbraccio dalla vostra Hilde. Buonanotte, ora vado